Tra i più antichi e prestigiosi locali storici italiani, la bottega vanta una lunga storia che fonda le sue radici nel XVI secolo, periodo della Serenissima Repubblica di Venezia, quando ancora era Osteria lo Scudo di Francia. Diventerà poi la Biedermeier con gli austriaci e dal 1890 Bottega del Vino. Dal 2011 è l'Amore Scaligero a spingere le famiglie dell'Amarone all'acquisto. Nasce così l'odierna Antica Bottega del Vino, che è anche a tutti gli effetti la bottega dei veronesi. Non esiste veronese che non passi in bottega durante Vinitaly, non sarebbe neanche Vinitaly per il veronese senza la bottega del vino, assolutamente. Rinomato e tradizionale punto di ritrovo cittadino, la bottega è oramai anche sosta obbligata per il turista a Verona, che si rivela essere sempre più amante della qualità e del Made in Italy. Assolutamente sì, lo straniero prima beveva in maniera molto, diciamo così, popolare, o lo straniero studia, sa, capisce, vuole vedere, è curioso, è sempre interessato a quello che di nuovo c'è da proporre, e anche in questo secondo me la missione della bottega si fa grande, nel senso che bottega vuole anche dire dare conoscenza, farsi ambasciatori di quella che è la cultura del vino, assolutamente. Durante il Vinitaly la bottega diventa ogni anno un must per avventori di ogni categoria, che sanno di trovare qui una delle migliori carte vini d'Italia e quel qualcosa in più che un buon bicchiere di vino può e deve offrire. E cerca come sempre un'emozione, nel senso che Vinitaly forse è l'occasione per gustare dei vini che obiettivamente non si trovano, delle rarità, delle piccole cose, e la bottega in questo senso ne fa da ambasciatore, perché avendo collezione che ormai dura da 60 anni con grande profondità, qui possiamo soddisfare le esigenze di tutti. Il turista, diciamo che durante Vinitaly è il turista enologico, il turista che è il professionista, è chi ha la cantina, è chi viaggia per vino, che è chi di vino ne ha fatto una vita, una passione. Poco distante da Verona, incastonata in un parco secolare e impreziosita da un incantevole giardino all'italiana, si erge la meravigliosa Villa Arvedi, la più grande villa veneta della provincia veronese, che ogni anno incanta centinaia di visitatori, e anche noi oggi ci lasciamo guidare dal proprietario Paolo Arvedi. Ci troviamo in Villa Arvedi a Grezzana, località Cuzzano, appunto di Grezzana. Siamo a pochi chilometri da Verona, circa 10. È una villa veneta costruita circa nel 1600 dalla famiglia Allegri, di nostra proprietà dal 1824. Noi la apriamo a visite guidate. La partenza di solito è dal Giardino all'Italiana, il giardino ha circa 250 anni di età. Poi si passa al Salone dei Cesari, dove ci sono alcuni dipinti che raffigurano gli imperatori romani, attribuiti alla bottega del Tiziano. Poi si passa nel Salone dei Titani, affrescato da Ludovico d'Origny nel 1694-95, sempre appunto per la famiglia Allegri. Dopodiché si passa alla chiesetta, una chiesetta appunto sempre affrescata dal d'Origny, dedicata a San Carlo Borromeo. Per finire andiamo nel ninfeo, nel giardino d'inverno, dove si conclude la nostra visita alla Villa Arvedi. Qui in villa ospitiamo ogni anno molti stranieri che vengono a visitare la villa stessa, e anche naturalmente anche persone italiane che vengono a riscoprire le bellezze dei nostri tempi antichi. E comunque ecco, vi aspetto in moltissimi. Grazie. A Verona non c'è il mare, ma il giovanissimo chef Fabio Tammaro ve lo ha portato. A pochi passi dall'Adige e dal Ponte Pietra, tra le antiche mura di una residenza storica, Fabio accoglie i suoi ospiti in un locale di raffinata e calda eleganza per raccontare loro, attraverso i suoi piatti,
la sua vita, il suo amore per il mare e il legame con la sua terra. Nato a Castellammare di Stabia, passando per la Toscana, l'Abruzzo e poi la Danimarca, approda nel 2010 a Verona, dove gli viene consegnato a pieno titolo il timone dell'Officina dei Sapori, che propone una cucina fatta solo di pesce fresco e di altissima qualità. C'è sempre più ricerca della qualità, sia per quanto riguarda i turisti stranieri che i turisti italiani, e le differenze si assottigliano sempre di più, quindi c'è un turismo molto più gourmet, molto più spinto sulla qualità e sulla ricercatezza dei prodotti. Tenacia, grinta e tanta passione traspaiono dalle parole di Fabio, che attraverso i suoi piatti vuole raccontare e raccontarsi ogni giorno. Cercare di trasmettere proprio il proprio trascorso. Purtroppo Verona non è il mare, io vengo da una città di mare, però ho la fortuna di poter lavorare con dei pesci, dei crostacei, comunque dei prodotti che ricordano il mare. Questa dà l'opportunità, il nostro lavoro di poter trasmettere con la nostra essenza, e cerchiamo di far arrivare a tavola proprio il nostro messaggio. Obiettivi molto chiari anche per il futuro, quelli dell'Officina dei Sapori, che vuole rimanere fedele ai principi di qualità e semplicità. I nuovi obiettivi sono quelli sicuramente di saldare già tutto ciò che abbiamo costruito, cercando di far apprezzare tanto la cucina, quindi tanto la scelta della cucina quanto la scelta della cantina, perché anche lì abbiamo fatto delle scelte abbastanza importanti, e far appassionare sempre più persone alla materia prima, al prodotto di qualità. Cerchiamo di pulire un pochettino il piatto, cerchiamo di togliere quello che è eccessivo, ma concentrarci sulla qualità, sul prodotto di base. L'Hotel Due Torri è situato nel centro storico di Verona, accanto alla chiesa di Sant'Anastasia, a 2 passi dalla pittoresca piazza Erbe, dal celeberrimo balcone di Giulietta e dalla famosissima arena con la splendida piazza Bra. È ospitato in un palazzo del 1300, detto dell'Aquila, una dimora storica completamente rinnovata, con un arredamento in stile che conferisce quella suggestiva ed elegante atmosfera d'altri tempi che ha contribuito a definirlo il più rinomato Hotel 5 Stelle di Verona. Grazie anche all'elevato standard qualitativo dei servizi offerti, l'Hotel Due Torri è rientrato a pieno titolo nella lussuosa collezione The Leading Hotels of the World. Un turismo di qualità, quindi, il target a cui si rivolge l'Hotel Due Torri, che nella splendida Verona però non manca. Su Verona c'è anche un turismo di qualità, assolutamente. Perciò il trend continua e continua anche nel nostro ambiente. La città di Giulietta ha registrato nel 2016 un numero record di visitatori e ottime sono pure le premesse per il 2017, come ci conferma il direttore Silvano De Rosa. Ma con aprile normalmente si apre sempre la stagione su Verona, si apre sempre benissimo con Vinitaly, che è sempre una manifestazione di grandissima richiesta, grandissima affluenza, bellissimi eventi. Poi c'è stata Pasqua, che è stata molto molto buona, assolutamente, e quindi la primavera, la stagione si sta aprendo nei migliori dei modi, assolutamente. Nell'antica dimora estiva della nobile famiglia dei 40, una splendida villa seicentesca con giardino all'italiana, il prestigioso hotel Villa 40 si propone da anni come base ideale per un turismo congressuale, soggiorni benessere ed eventi di ogni genere. La vicinanza al centro di Verona e al lago di Garda, la vasta gamma e l'elevato standard qualitativo dei servizi offerti gli permette di rivolgersi alla clientela più varia ed esigente. Il direttore generale Luca Carrara ci conferma l'ottima annata del 2016, sulla quale hanno inciso la grande attrattiva del lago di Garda e i chiari segnali di ripresa dimostrati dalle aziende del territorio. Per noi il 2016 è stato un anno di crescita, sicuramente, sia sul settore leisure, sia sul settore mais, e sia sull'italiano sia sullo straniero. Abbiamo chiaramente cavalcato l'onda della positività della stagione sul lago per quanto riguarda gli stranieri e quel spiraglio di ripresa per quanto riguarda le aziende che abbiamo effettivamente notato
un aumento degli eventi esterni, e quindi noi come location di eccellenza nel veronese e nel nord Italia siamo stati scelti da diverse di queste aziende, quindi andando ad incrementare la percentuale di business generata. L'Hotel Villa 40 vanta un modernissimo centro congressi di 600 metri quadri, un fantastico centro benessere con palestra, saune e piscine termali, un rinomato ristorante per cene gourmet e la cantina in villa per prelibate e degustazioni. Tanto gli ha permesso di essere catalogato tra i migliori hotel della sua categoria in Verona e provincia. Noi abbiamo un grande centro congressi che può ospitare fino a 450 persone, quindi il settore MICE per noi è importante, ma non solo, perché con Terme della Valpolicella abbiamo un'offerta appunto termale dedicata anche al leisure importante, quindi veniamo scelti non solo d'estate ma anche d'inverno, per soprattutto i fine settimana, per passare un momento di relax e di abbandono un po' fuori da tutto. Quindi anche, devo dire, grazie al nostro ristorante rinomato Borgo Antico, che sia sul territorio sia dai nostri ospiti alberghieri è veramente apprezzato. In pieno centro storico, ma in un angolo nascosto di Verona, si affaccia su una splendida e pittoresca corticella uno dei ristoranti più antichi e conosciuti della città, i 12 Apostoli, dal nome con cui Verona chiamava quei 12 mercanti che a metà del Settecento erano soliti trovarsi qui, per parlare d'affari davanti a un piatto caldo e a un buon bicchiere di vino. La storia della locanda prosegue poi grazie alla passione della famiglia Gioco, che rileva il locale nel 1920 e negli anni porta il ristorante ai massimi livelli della cucina italiana. Nessun disegno imprenditoriale però alle spalle, come tiene a sottolineare il titolare Antonio Gioco, ma la casualità degli eventi e degli incontri, quegli incontri che avvengono attorno a un tavolo di una locanda nel cuore di Verona. Il nonno, 1920, che vede questo locale in vendita da una famiglia mantovana. Lui però aveva bisogno di una firma di avallo per riuscire ad entrare in questo percorso nuovo, che per lui era un po' una sfida. Allora ha passato parola con alcuni dei suoi clienti, e uno si mette a disposizione, alza la mano e dice: guarda Antonio, ci penso io, ti faccio io la firma di avallo di garanzia. E questo signore si chiamava Arnoldo Mondadori. Ecco che non ci sono progetti imprenditoriali, sono momenti che capitano. La dedizione e la passione della famiglia Gioco hanno poi permesso di consolidare negli anni il prestigio del locale, sostenendo sempre l'utilizzo dei prodotti del territorio e il rispetto per la tradizione. Noi abbiamo avuto la fortuna di vedere queste evoluzioni, perché siamo qui da tanti anni, insomma. Il nonno inizia nel 1920, era un altro mondo, un'altra Verona, ma le cose non sono cambiate moltissimo, nel senso che la gente vuole comunque il prodotto che sia un prodotto della zona. Noi teniamo molto alla cura del prodotto della zona, non si va più a fare la spesa al supermercato, si va a fare la spesa nelle case dei vari produttori. Questo è molto importante. Le splendide sale affrescate del ristorante 12 Apostoli e le suggestive cantine che custodiscono preziosi ritrovamenti romani e medievali possono vantare di aver ospitato i nomi più illustri della storia recente e passata. Passano di qua dei personaggi interessanti con Mondadori, D'Annunzio, Hemingway, Ezra Pound, per poi andare sui più recenti Montanelli, Biagi, Nascimbeni. Antonio, Giorgio e ora ancora Antonio con il giovanissimo figlio Filippo. La straordinaria capacità della famiglia Gioco, che si tramanda da 4 generazioni, è quella di riuscire a entrare in sintonia con il cliente, a trasformare ogni piatto in un'esperienza e a raccontare attraverso il cibo Verona e l'Italia. Il cliente non va accontentato, ma va convinto, che è un qualcosa di bello, perché va convinto raccontandogli la storia dei nostri prodotti. Io ho avuto qui un gruppo di islandesi che sono molto sensibili a quello che è la natura, la nostra natura, il nostro territorio. Io li ho portati qui giù in cantina e con 15 oli di tutta Italia,
con dei filoni di pane casareccio, gli ho raccontato l'Italia attraverso l'olio. Numeri record quelli registrati da Verona in termini di afflusso turistico nel 2016, che portano la città scaligera nella top 10 italiana. Ci confermano i dati alcuni dei massimi esperti del settore, che confidano in un 2017 altrettanto entusiasmante. I dati del turismo 2016 rispetto al 2015 per quanto riguarda il Comune di Verona sono davvero entusiasmanti, un più 18,34% per quanto riguarda le presenze nella nostra città, che coincide anche con la nuova DMO Verona Città d'Arte, e questo ci lascia ben sperare e ci inorgoglisce. Parlare di emozioni è sicuramente la nuova frontiera da parte del turista. Parlare di voler trascorrere una giornata straordinaria e indimenticabile, questo è proprio il diktat che ogni turista va cercando, e questa è la risposta proprio dei parchi termali come Acqua Ardens, un gioiello incastonato all'interno della Valpolicella, un posto straordinario per la bellezza bucolica, nella quale la naturalezza come le acque termali la fanno da padrona. I dati del 2016 hanno confermato e superato quelli del 2015, che io avevo già definito annata eccezionale e irripetibile. Mi sono sbagliato, piacevolmente sbagliato, e quest'anno stiamo puntando a confermare i dati di un'annata, per modo di dire, stratosferica. È stata un'annata stupenda del 2016, abbiamo raggiunto e superato i 16 milioni di presenze nella provincia di Verona, di cui sono quasi 13 milioni il Lago di Garda e il resto la Città d'Arte. Siamo molto contenti di questi, il Pasqua di quest'anno, già 2017, ha dato ottimi risultati, quindi speriamo che anche il 2017 porti gli stessi numeri del 2016.